si dice cucchiaio in Veneto? Cucciaro. Piron, la forchetta, la cogoma, la moka per fare il caffè. Carega. Che sarebbe? Sedia. Secondo l'Istat, il 65% della popolazione veneta parla dialetto locale e le nostre interviste lo confermano, sia per quanto riguarda i giovani che i meno giovani. Sicuramente bisogna tutelarlo perché alla fine sono le nostre origini, le nostre tradizioni. Quindi. Serve per ricordare le radici. Per molti non si tratta nemmeno di un dialetto ma di una lingua da salvaguardare e da proporre anche nei programmi scolastici assieme alla storia veneta. Metterla come lingua ufficiale? Anche. Beh sì, andrebbe fatto. Se lo mettessero nelle scuole è obbligatorio? Beh, sarebbe una bella idea. Detto fatto, a proporlo anche in via ufficiale con un disegno di legge regionale sono 4 sindaci veneti. Chiedono che lo Stato italiano consideri il popolo veneto come una minoranza nazionale, con tanto di doppia lingua, autonomia amministrativa, cartelli in veneto e in italiano, insegnamento della storia veneta nelle scuole sul modello del Sud Tirolo. Chiediamo di essere riconosciuti nella nostra diversità e differenziazione. Potremmo decidere che un prefetto magari non è adeguato al nostro territorio perché vuole distruggere un paese mettendoci più immigrati che residenti. Questo potremmo farlo in base a questa legge. Possiamo riempire i posti nelle scuole. È la giusta autonomia ed è ciò che sta dicendo il presidente Zaia quando dice porteremo avanti l'autonomia nel Veneto un po' alla volta. Sì, perché dicono che il dialetto è volgare. Secondo me non è volgare. Ma è una lingua, è la nostra lingua. È chiaro che la nostra identità è forte e magari a qualcuno dà fastidio perché potremmo essere veramente dei competitors che non ci prenderanno mai. Ma bisognerebbe valorizzarlo sto Veneto o no? Sì. Come? Continuando a parlare in Veneto. Che tu mangiato stamattina? Se hai mangiato questa mattina? Stracaganassa, castagna. Se vedemo, ci vediamo. No, a parte la lingua paghiamo le tasse anche per gli altri. Questo è il problema. Potremmo diventare come Sud Tirolo noi veneti? Magari.